Buongiorno, ben ritrovati a queste nostre lezioni sull'ortografia napoletana. Qualche lezione fa vi ho accennato che la preposizione semplice a, andiamo a casa, resto a Napoli, parlo a bassa voce, vado a tutta velocità, mettetevi a sedere, questa a in napoletano molto spesso rimane a e molto spesso diventa alla, quindi preposizione articolata, quindi a volte resta come in italiano, a volte vuole l'articolo, quindi diventa articolata. E, nel caso, per esempio, vi faccio un po' vedere, la A quando scriviamo come in italiano e in napoletano mettiamo sempre A, ok? Vado a Milano, vado a Napoli, ok? Mettiamo A. In italiano, quando per esempio vado alla spiaggia, non diciamo vado a spiaggia, vado alla spiaggia in italiano. In napoletano antico lo troverete anche vado alla spiaggia, oppure qualcuno, anche se raramente, diventa vado a spiaggia. Spesso, ultimamente si dice a spiaggia, per cui la prima a salta, all salta, diventa a, vado a spiaggia, e i nuovi linguisti preferiscono utilizzare l'accento circonflesso, vado a spiaggia. In napoletano, poiché la parola a e la parola alla è sempre a, vaga a spiaggia o vaga a Napoli è sempre la stessa a, non sappiamo, abbiamo difficoltà a individuarle entrambe. Dovremmo pensarla alla napoletana, però molto spesso non ci pensiamo, non ci facciamo caso perché la pensiamo diversamente. Ho fatto l'esempio di vado a Milano e vado a casa. In italiano è sempre la stessa, vado a Milano, vado a casa. Mentre in napoletano diventa vado a Milano, vaga a Milano, invece vaga a casa diventa vado alla casa, vaga a casa. E quindi non va messa la A semplice, ma va messa la alla, perché noi in napoletano diciamo vado alla casa. Come fare a riconoscere questa da questa, quando bisogna mettere A o quando bisogna mettere questa qua, tanto per dare un'idea, una delle quattro, ma quella più usata, vai, diciamo così. Vado a casa, quindi vado alla casa. Come facciamo a riconoscere quando è questo e quando è quello? Perché sono due parole diverse. Lo riconosciamo perché questa qua, che viene dal latino ad, che succede? Che quando diciamo a Milano, anche in italiano, a Milano, a Napoli, a Bari, a Palermo, noi automaticamente stiamo dicendo con la voce, con la spinta del fiato, stiamo dicendo vado ad Milano, vado ad Palermo, vado ad Bari. E quindi col tempo la D scompare e compare un'altra M. Per cui noi anche in italiano, no? A parte che Arezzo, in italiano diciamo vado a Milano, no vado a Milano, vado a Bari, vado a Palermo, no, non diciamo così, diciamo vado a Palermo con due P raddoppiamo. Quindi quando è ad ci rendiamo conto che dobbiamo raddoppiare, per cui se sentiamo che abbiamo raddoppiato ci vuole a. Se invece non, qua vado vaga a casa, non diciamo vaga a casa, vaga a casa, mettiamo una sola C. Di conseguenza sappiamo che non è ad, ma è l'articolo la, quindi la parte finale, vedete? Ok? Per cui quando diciamo vaga a casa, vaga a spiaggia, vaga a marina, vaga a scuola, stiamo dicendo vado alla marina, vado alla scuola, vado alla casa. Ok? Per cui se si raddoppia la consonante sarebbe a, se non si raddoppia sarebbe la, il la di alla. Penso di essere stato chiaro. Qualsiasi cosa, vediamo se c'è qualche altra cosa. No, no. Bene, mi auguro che sia stato tutto chiaro e lezioncina breve ma intensa. E vi ricordo che tutti i miei video già registrati li troverete sia alla mia pagina YouTube che alla pagina del gruppo Corso di Ortografia Napoletana su Facebook. Per qualsiasi altra cosa vi ricordo
che potete scrivermi, tutti i miei recapiti li trovate al mio sito www.enzocarro.it. Buona giornata, ciao!